Buongiorno e bentrovati per la rassegna stampa di TG Plus, partendo dalla pagina di Venezia. Vedete che anche qui si fotocopia un po' con le altre pagine del gruppo, perché la notizia è molto importante. È una notizia: lo schianto all'alba di due morti, Tommaso Cattà 23 anni, Mattia Pavaneto 24 anni, erano entrambi di Musile, ferito grave un 38enne di Mogliano. E poi le Olimpiadi Milano Cortina, solo l'incertezza è certa. Questo è sotto il titolo. Andiamo avanti con la strage in Cadore, automobilista, killer dal giudice per la convalida dell'arresto, è la donna tedesca che è in carcere a Venezia. E poi a Jesolo, rapinata una commessa, pistola finta, panico vero. Poi le pistole finte sono finte fino a un certo punto, perché sono delle riproduzioni in metallo di pistole vere, dovrebbero avere il tappo rosso, ma il tappo rosso glielo tolgono per fare queste cose, quindi uno non va a rischiare, non sa se la pistola, solo un esperto può vedere da vicino se la pistola è vera o finta, quindi uno automaticamente, per la cronaca, infatti anche la legge lo dice, se non c'è il tappo rosso è come se fosse una pistola vera. Raccolta firme contro l'aborto in comune a San Donà, la proposta del sindaco, che potrebbe essere un ottimo approfondimento anche per Focus. L'auto elettrica non piace ai veneziani, mercato al palo. Ai veneziani probabilmente piacerà la barca elettrica, non lo so, ma in ogni caso rapper dell'ACI ne abbiamo già parlato, le auto si sono fermate a un 4%, quindi vuol dire che effettivamente non piace moltissimo l'auto elettrica nella zona. Il jazz raffinato di Paolo Conte incanta Venezia. Paolo Conte è un grandissimo artista. Il Gazzettino, strage continua, morti due ventenni, un altro tragico incidente frontale all'alba a Jesolo, grave il conducente della seconda auto, i ragazzi tornavano da una sagra, polemiche per la strada troppo pericolosa, basta disgrazie, bisognerà assolutamente intervenire. Vedete che Angelica davanti ai giudici, il PM deve restare in carcere, la donna che ha decimato la famiglia. In Cadore, bonus casa adesso si cambia, sussidi solo in base al reddito, incentivi al 100% solo per chi ha l'ISEE fino a 15.000 euro. Giustizia, carriere separate, il governo trova la sponda del terzo polo. E due veneti nuovi cardinali, però ancora escluso Moraglia, nominati Marcuzzo e Guigiotti. E invece respinto illegalmente, il rifugiato va risarcito. È una notizia dal Friuli. Il ministero dovrà versare 18.000 euro a un immigrato pakistano che è stato respinto non secondo le regole. Un'occhiata la diamo al Corriere della Sera, perché non c'è il Corriere del Veneto il lunedì. Alta tensione sul caso La Russa. Sapete che insomma c'è la storia del figlio che avrebbe violentato una ragazza dopo una serata. Insomma, abbiamo visto un arrabbiatissimo La Russa che difende il figlio, poi bufera su Facci per un articolo, e la Rai dice che sono parole inaccettabili, comunque sono faccende nazionali queste. Il Corriere della Sera ha notizie nazionali che a volte riguardano anche l'area del nostro mondo. Tasse, ecco chi paga tutto e chi paga molto meno. Questo potrebbe essere interessante anche per un approfondimento, anche se viene da Data Room. E poi lo show di Fiorello potrebbe darci una sponda per parlare anche delle nostre movide locali. L'artista si scusa, è scappata la mano, Viale Mazzini, altre location, faremo in un altro posto, dice lui. Lo show di Fiorello sfrattato dai residenti. Amico di Amadeus, che quest'anno dice che i cantanti saranno anche presentatori per parlare di Sanremo. Luisito Suarez, regista geniale della grande Inter, che è mancato, insomma, ne abbiamo parlato. E andiamo a vedere anche la pagina veneziana di Notizie Plus. Jesolo, tragico incidente stradale, 2 giovani morti, uno gravemente ferito. Vedete se ce ne occupiamo anche noi. Poi ricercato in vacanza a Venezia, arrestato in un B&B, non ha opposto resistenza. E Fossò, schianto frontale, camion auto, grave un minorenne. Si parla di borseggi a Venezia, ma a Venezia i borseggi ormai sono all'ordine del giorno, quindi bisognerà stare comunque attenti. È tutto anche per Venezia.